quello che sta succedendo oggi in un'assemblea pubblica a San Feromili sta succedendo in molti paesi della Sardegna. Posso testimoniare di un'assemblea fatta ieri nel municipio di Nulvi, dove c'è una richiesta di ampliamento di altre 20 pale eoliche non offshore ma a terra, di un'altra assemblea a Bonorva, eccetera eccetera. In questo momento noi possiamo certificare che in tutta la Sardegna è partito un assalto al potenziale energetico di energie rinnovabili. C'è un trasferimento di ricchezze, un fiume di miliardi che sta andando pressoché in tutto il mondo, soprattutto in Europa e nei paesi più sviluppati, un fiume di miliardi che si trasferisce dalle fonti di petrolio verso le energie rinnovabili. E questa è un'opportunità grossa. Se è amministrata in determinate forme, cioè se è a vantaggio delle popolazioni, o altrimenti troveremo grossi gruppi finanziari. Normalmente dietro queste società ci sono delle aggregazioni di banche, di multinazionali, che investono ingenti capitali su ingenti ricchezze. È l'unica, a oggi, l'unica merce, l'energia, da fonte rinnovabile, che è addirittura acquistata prima ancora della produzione. Queste energie vengono pagate 3 volte tanto il valore di mercato. Alcuni dati. Una pala eolica da 2 megawatt, che sono impiantate nel comune di Florinas, producono 1 milione di euro. 1 milione di euro. Queste sono pale da 4 megawatt, come dal progetto oscillano dai 3 ai 4 megawatt, teoricamente dovrebbero produrre 2 milioni di euro, cioè per 80, 160 milioni di euro, cioè 320 miliardi all'anno. L'esempio alternativo di questo, il comune di Peccioli, in Toscana, abbiamo fatto un convegno a Sassari alcuni mesi fa e il sindaco ha spiegato la gestione comunale popolare di base sia della discarica che produce gas, sia di alcune pale eoliche messe da loro, dalla municipalità, con capitale collettivo, e dice: non so più dove mettere i soldi, dai Gantus o all'azienda, altro che chiedere elemosine, sta finanziando, no? Oltre che all'asfaltato, cioè, non so cosa fare, se fare anche i portoni d'argento. Pare un'assurdità, ma è vero, il comune di Peccioli esiste il sindaco. Se vogliamo fare un'assemblea insieme a tutti e 3 i paesi coinvolti, noi possiamo portare fotografie, dati certi, eccetera, eccetera. E sta finanziando 3 centri di ricerca dove giovani del paese, addirittura non bastano più laureados, eccetera, sta chiamando gente, intelligenze, cocchi interessanti, a studiare nel comune di Peccioli, finanziato dal suo comune. Cioè la situazione si ribalta completamente. L'esempio opposto può essere Tula, Bulzi, Bonorva e Atroso, dove questi signori impiantano pale eoliche e i contratti che noi abbiamo, quindi carta certa, fotocopie dei contratti comunali, i comuni incassano intorno allo 0,6% di 1 milione. I proprietari, dove vengono piazzate queste pale eoliche, incassano 1.500 euro a pala eolica, cioè una televisione. Ogni anno una televisione o un divano un po' di lusso, cioè siamo tornati, come te canno Cristoforo Colombo è arrivato in America e regalava sveglie o collanine. In questa maniera queste sono le condizioni reali che noi ci troviamo. Il caso specifico di Bonorva è ancora
più drammatico, nel senso che arriva questa signorina trentenne, la signorina O'Connor, che non è di Bonorva ovviamente, capitale sociale 10.000 euro, capitale interamente versato 2.500 euro, ottiene tutte le concessioni perfettamente legali e 15 giorni dopo mette sul mercato questo pezzo di carta con tutte le sue autorizzazioni a una società scandinava e compra questo pezzo di carta 3.500.000 euro su Piccola Pavia, che era ricchezza dei bonorvesi, rapinato totalmente, e questa signorina nell'arco di 6 mesi ha beccato tutte le sue autorizzazioni, l'ha messa sul mercato e è diventata miliardaria in 6 mesi. A questo punto faremo una società, noi battono, tutti noi se vogliamo su 100 euro a testa e se vogliamo fare quel tipo di operazione la faremo noi. Per quale motivo aspettare su svizzero, se è vero che bisogna speculare da quel punto di vista? Ma io penso che innanzitutto bisogna dire no a questo tipo di situazione, poiché questa è veramente ricchezza. Il nuovo petrolio noi non ce l'abbiamo, ed è l'isola del vento e del sole. Abbiamo su sole e abbiamo su eolico. Ma a chi serve? Forse a noi non serve più elettrico? No. Il picco massimo di consumo della Sardegna è 1600 megawatt. Su massimo. Su Manzano, no, che hanno tutto su Michila delle fabbriche si mettono in moto, eccetera. Quelle poche rimaste per la verità. 1600 megawatt. Ne stiamo producendo 2400 megawatt. Quindi mega di uso. Nel vecchio cavilotto passano 400 megawatt, cioè non si usa che va a passare questa energia, tant'è che alcuni anni fa, quando quell'albero è caduto, che ha segato sul filo elettrico in Italia, tutta l'Italia è rimasta al buio, o no? E che è rimasta questa lampadina stessa? Noi sì. Allora non ci serve questa cosa. Serve a noi? No. A livello energetico non serve assolutamente, tanto meno la centrale, ma su quello è inutile manco chiacchierarle se chiederci se queremos una centrale o no, perché nel momento in cui gli chiediamo il piano di evacuazione di 1.700.000 persone, che su vedere cantannate e tirreni alle mattine, cioè moriremo tutti, altro che Chernobyl. A Chernobyl sono riusciti a scappare, quindi diventeremo come fette biscottate nell'arco di 30 secondi. Per cui la centrale eolica non esiste proprio nelle nostre menti, che si faccia, è un'idiozia solo parlare, cioè nucleare, scusate, è un'idiozia soffermare il nostro cervello a pensare a questa idiozia. No, già siamo idioti per altri motivi.